Buonasera, bentrovati e bentrovate. Questa è l'11ª puntata del quinto ciclo dal titolo Solo un salto e la ragione diventa follia, un ciclo dedicato alla salute mentale su Radio Cooperativa Padova. Io sono Anna Gatti, sono dell'AITSAM, Associazione Italiana Tutela Salute Mentale, sezione di Padova. Oggi abbiamo deciso di riprendere il tema dell'inserimento lavorativo per persone con grave disagio mentale e in particolare vogliamo capire come si può valutare questo intervento riabilitativo. Abbiamo pensato di analizzare un caso, che è quello dell'esperienza della cooperativa sociale Pantarei di Verona, che quindi è ospite in questa puntata, e per capire appunto come si possa valutare questo intervento. La cooperativa Pantarei ha come missione, io leggo dal sito, avviare persone con disagio mentale ad un percorso riabilitativo attraverso la creazione di veri posti di lavoro, perché pensiamo che in particolare attraverso il lavoro si possono combattere i fenomeni di emarginazione e stigmatizzazione di queste persone, reinserendole nel tessuto sociale. Esistono naturalmente tante altre cooperative che hanno questa missione, ma noi abbiamo scelto questo caso perché nel 2018, credo, adesso poi mi correggerete, c'è stato fatto uno studio per valutare, per misurare l'intervento riabilitativo e con l'evidenza, per mettere in evidenza questi due elementi che sono l'efficacia e l'efficienza. L'efficacia è il raggiungimento dell'obiettivo, quindi l'inserimento delle persone all'interno della struttura per dare loro un'opportunità di lavoro, e l'efficienza invece è una valutazione rispetto ai costi, alle risorse impiegate, quindi minori risorse che vengono impiegate vuol dire un minore costo. E per questo abbiamo invitato la dottoressa Elisa Chiaff, che presento subito. Buonasera dottoressa. Buonasera, buonasera a tutte e a tutti. La dottoressa Elisa Chiaff, scusate, non Chiaff, che io sbaglio l'accento, è laureata in direzione aziendale presso l'Università degli Studi di Brescia, ha un dottorato di ricerca in management e dal 2010 al 2018 ha lavorato presso l'Università degli Studi di Brescia e ha diretto il Centro Studi Socialis. Nel Centro Studi Socialis ha approfondito i temi inerenti all'impresa sociale, il suo funzionamento e la valutazione della sua efficacia ed efficienza, soprattutto nel contesto dei sistemi di welfare. Insieme a me per fare le domande Rosella Cangini. Buonasera Rosella. Buonasera. Rosella è come me un familiare e come me appartiene all'AITSAM, è l'AITSAM di Venezia, Centro e delle Isole. E poi c'è con noi Elisa Brigo. Buonasera Elena Brigo. Sì, buonasera a tutti. Elena Brigo è psicologa e psicoterapeuta ed è presidente dal 9 luglio 2009 della Cooperativa Sociale Pantarei. Con noi anche il dottor Alessandro Ricci, che è psichiatra. Buonasera dottore. Il dottore non ha l'audio. Quindi... Buonasera a tutti. Buonasera dottore Alessandro Ricci. Ha lavorato ad Arezzo con la direzione di Agostino Pirella, alla clinica psichiatrica dell'Università di Verona ed è stato responsabile anche del servizio psichiatrico di Trento. È stato anche docente presso la Facoltà di Medicina di Verona e presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Ecco, inoltre c'è con noi Loriana Zendri. Buonasera Loriana. Buonasera a tutti. Grazie Loriana di partecipare. Loriana è socia lavoratrice della cooperativa sociale Pantarei dal 10 gennaio del 2005 ed è addetta alla lavanderia. Allora io lascerei la parola a Rosella che mi aiuta un po' a fare le domande. A te la parola Rosella. Benissimo. La domanda che vorrei per prima rivolgere è alla Elena, alla quale chiederei
dal momento che la vostra cooperativa è una cooperativa a scopo plurimo, quindi una cooperativa sia di tipo A che di tipo B, vorrei che Elena ci spiegasse brevemente che cos'è una cooperativa di tipo A, ma soprattutto centrasse l'attenzione su che cos'è una cooperativa di tipo B e quali ne sono le caratteristiche. Benissimo, allora sì, giustamente la cooperativa Pantarei è a scopo plurimo, quindi sia attività di tipo A, che è legata ai servizi socio-assistenziali, mentre l'altra parte, che è quella B, è dedicata all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, come previsto dalla legge 381. Nel nostro caso, appunto, essendo a scopo plurimo, cerchiamo di integrare queste due attività, dando ovviamente un focus e una prevalenza rispetto all'attività di tipo B, e cioè ci dedichiamo prioritariamente a dare opportunità di lavoro a persone che provengono da storie di difficoltà e di disagio mentale, e facciamo questo anche all'interno di alcune strutture che gestiamo come cooperativa di tipo A, che sono una comunità alloggio e 2 appartamenti protetti, quindi cerchiamo di fornire alle persone che sono inserite in queste strutture residenziali anche l'opportunità di conoscere e di inserirsi gradualmente nelle attività di inserimento lavorativo. Abbiamo molti soci che nel corso degli anni sono partiti da un percorso residenziale all'interno delle nostre strutture e che poi sono diventati pian pianino, con dei percorsi di avvicinamento al lavoro, anche poi soci lavoratori. E ci sono molti casi nei quali, grazie all'inserimento lavorativo nella parte B della cooperativa, sono usciti dalle strutture residenziali, cioè, come dire, il lavoro può essere un acceleratore importante anche per uscire dalle strutture residenziali. Benissimo. E, ci puoi dire qualcosa sul percorso della vostra cooperativa, cioè quando siete nati, come avete cominciato, con quali premesse e come poi avete sviluppato nel corso degli anni la vostra attività? Allora, la cooperativa nasce nel 2001, quindi quest'anno facciamo un ventennio, e nasce da un piccolissimo gruppo costituito allora da una rappresentanza di alcuni utenti dei servizi psichiatrici, alcuni familiari e alcuni rappresentanti del Dipartimento di Salute Mentale. È un'iniziativa che nasceva all'interno del Dipartimento sullo stimolo dell'allora direttore del Dipartimento, con l'obiettivo di strutturare una realtà che fosse parallela e affiancasse quelli che sono i servizi più tradizionali del centro diurno che avevamo qui nella nostra zona. E quindi, diciamo, nasceva nell'alveo del sistema sanitario pubblico. Nel corso degli anni quello che è accaduto è stata una via via maggiore e sempre più autonomizzazione da quello che era il Dipartimento di Salute Mentale, dando un forte slancio appunto sia alle attività produttive, ma anche proprio a un forte lavoro di strutturazione e riorganizzazione della cooperativa, fino ad arrivare ad essere una realtà completamente autonoma, seppur sempre ovviamente in collaborazione con il servizio, ma una vera e propria impresa sociale che ha una sua vita e una sua autonomia. Con la storia di Pantarei è quella di molte cooperative sociali, tantissime nel corso dell'ultimo trentennio nascevano proprio affiancandosi e raccogliendo quello che erano alcune spinte, forse tra le più innovative allora, di come dire, far uscire alcune azioni da quello che era la presa in carico istituzionale da parte dei servizi. Quindi una storia che nasce da un intento e via via si autonomizza e si costruisce e si struttura con, in autonomia, diciamo. Questa è un po' la nostra storia. Quindi, come molte altre cooperative, voi ricevete dei finanziamenti dalla regione o dallo Stato, non so.
Allora, ovviamente le attività di tipo A, quindi quelle che sono dedicate a servizi socioassistenziali e quindi alla gestione di una comunità alloggio e dei 2 gruppi appartamento, sono in convenzione con la ULSS. Quindi, come tutte le strutture residenziali, le unità di offerta, ha un contratto che lega la prestazione nelle quali sono impiegati i nostri operatori e TERP e educatori con la ULSS di riferimento. Per quanto riguarda la parte B, invece, diciamo che nel complesso abbiamo sviluppato tutta una serie di attività che vendiamo e di prodotti che vendiamo sul mercato. Abbiamo comunque, nonostante appunto questa spinta molto forte, un molto piccolo contributo da parte dell'ULSS, in questo momento ancora oggetto di approfondimento, perché è un elemento un po' poco ortodosso per il servizio, ma che ci dà un piccolo aiuto nell'inserimento lavorativo, cioè sostanzialmente il Dipartimento ci dà un piccolo contributo nel momento in cui noi andiamo ad assumere e a dare opportunità di lavoro a un piccolissimo, in realtà, gruppo di pazienti psichiatrici. La cooperativa ha un numero invece molto più ampio poi di soci lavoratori svantaggiati. Ok, voi avete come cooperativa praticamente una serie di parole che sono un po' le parole chiave sulle quali costruite poi la vostra attività. In particolare ce ne sono, secondo me, sono tutte molto di valore, ma in particolare ce ne sono 2 che sono il lavoro vero e la ridefinizione soggetto lavoro. Ci puoi parlare che cosa voi intendete per lavoro vero e che cosa intendete per ridefinizione soggetto lavoro? Certamente, perché sono un po' i 2 punti più importanti, diciamo, della nostra attività. Allora, lavoro vero lo dice la parola. Quando diciamo soci lavoratori, significa che tutti i soci lavoratori che costituiscono più o meno il 75% della base sociale, quindi sui 50 soci lavoratori della Pantarei, il 75% è rappresentato da soci lavoratori svantaggiati, in particolare provenienti dall'ambito della salute mentale, sono a tutti gli effetti dei soci lavoratori, per cui vengono assunti con un contratto, che è quello del contratto nazionale delle cooperative, diventano soci, quindi partecipano all'assemblea, votano il bilancio di esercizio, partecipano a tutti gli effetti. Quindi è un lavoro vero, nel senso che è contrattualizzato e non si tratta di borse lavoro o come dire, esperienze, per carità, diverse da quelle che noi in qualche modo proponiamo. E dall'altro lato anche le attività nelle quali i nostri soci lavorano sono delle attività produttive e imprenditive. Cosa vuol dire? Che come dire, andiamo a servire nel nostro ristorante ai tavoli, laviamo, stiriamo nella nostra lavanderia, perché poi vendiamo ai nostri clienti, che sono al 90% clienti privati. Quindi di fatto sono opportunità vere, insomma, ecco, non sono passatempi, non sono riempitivi. Esatto, una sottolineatura importante, perché diciamo che in psichiatria ci sono eccellenti esempi, ma ci sono anche esempi meno eccellenti, nei quali spesso la persona che proviene da questo tipo di difficoltà e di disagio viene inserita in attività che sono molto spesso dei riempitivi della giornata, sono degli espedienti sostanzialmente per, come dire, in qualche modo tenere impiegate le persone in attività che magari non hanno spesso una finalità o non ritrovano nella persona un senso. Nel nostro caso una persona viene a lavorare, fa le sue ore, e qui mi collego al secondo tema, che è il lavoro cucito attorno alla persona come un abito sartoriale. Vengono al lavoro, hanno le pause, hanno tutto quello che hanno i lavoratori, ovviamente
il know-how della cooperativa si è molto strutturato in questo, cioè nel riuscire a mantenere l'attività produttiva, cercando però di ribaltare i due ordini, i due elementi, il lavoro e la persona. Normalmente è la persona che si adatta alle necessità, no, dell'azienda e delle attività produttive. Noi cerchiamo di riequilibrare questo rapporto mettendo al centro la persona e cercando quindi di costruire delle opportunità di lavoro che tengano conto della multiproblematicità che le persone con cui lavoriamo possono avere, necessità di riposo, di cura, appuntamenti particolari, ma anche diciamo una spesso non continuità. Ci possono essere dei momenti in cui una persona è più capace e propensa, momenti di difficoltà. Quindi il lavoro cucito attorno alla persona parte proprio da questo presupposto. Proviamo a ribaltare i due ordini di fattori e diamo la centralità alla persona e vediamo che questo è un equilibrio che si può trovare ed è assolutamente come dire, sostenibile a fronte del fatto che i nostri clienti non è che smettono di chiederci la pasta asciutta o le lenzuola, quindi la nostra attività va avanti. Tu dici che siete una cooperativa piccola, avete 50 soci lavoratori, il 75% di questa quota, diciamo, è rappresentata da pazienti che soffrono di una patologia psichiatrica e che voi raccogliete come bacino d'utenza, passami la parola, sia all'interno della comunità sia all'interno dei due gruppi appartamento, e i restanti provengono, cioè sono privati che afferiscono a voi, quali sono i percorsi, insomma, per cui una persona può essere assunta da Pantarei se non appartiene né alla comunità né ai due gruppi appartamento? In realtà è la minoranza che provengono poi dalle nostre strutture di tipo A. Quindi la maggior parte delle persone che entrano a lavorare in Pantarei provengono sostanzialmente da un contatto o da parte di un familiare o da parte del soggetto stesso, molto spesso su segnalazione del dipartimento o dei servizi sociali del comune, quindi riceviamo giornalmente molte richieste di poter attivare dei percorsi che magari possono essere di tirocinio, ma anche semplicemente molti curriculum di persone o familiari che conoscono un po' la nostra realtà e quindi fanno questa richiesta. Benissimo. Allora, visto che stiamo parlando di lavoro vero, lavoro insomma che tutti ci auspichiamo che si possa realizzare in queste strutture, io volevo rivolgere una domanda a Loriana. Volevo capire che lavoro svolge all'interno di Pantarei principalmente, poi a seguire. Quindi che lavoro, che attività, a cosa ti dedichi all'interno della cooperativa Pantarei? Sì, io qua all'interno della cooperativa lavoro nel settore della lavanderia e praticamente stiro principalmente o con la seta aspirante o con dei rulli che si chiamano mangani. E mi piace molto il mio lavoro, direi che non ci sono punti dove non mi piaccia, stiamo in un ambiente molto sereno, per cui riusciamo a lavorare abbastanza con continuità, siamo abbastanza seguiti anche dai nostri responsabili. E sì, io sono da gennaio del 2005 che lavoro in questa cooperativa. All'inizio potevo avere anche dei problemi, però sono stata molto aiutata dai nostri responsabili, per cui mi sono inserita molto bene e proseguo. E il nostro lavoro qui in lavanderia a volte ha anche degli svolti produttivi, per cui magari abbiamo anche dei numeri un po' da seguire, però insomma vedo che nel corso degli anni sono cresciuta positivamente e riesco ad andare avanti. Nella stagione estiva, dove il lavoro è molto duro
e dove c'è molto lavoro, vedo che riesco a fare varie giornate, varie ore e sono molto contenta, insomma. Quindi sei, se non ho capito male, dal 2005 che lavori con Sì, continuità in cooperativa, in sì, Pantarei. sì. E che cosa ti piace di più dell'ambiente lavorativo in cui ti trovi ad operare? Mi piace molto questo ambiente perché è un ambiente sereno dove siamo, dove tutti sono molto attenti anche ai nostri problemi, per cui se magari ci sono giornate in cui non riusciamo proprio a garantire la continuità e la produttività del lavoro, siamo aiutati e seguiti sia dai colleghi che dalla Presidente che soprattutto dai responsabili. Sì. Quindi mi pare di capire che il lavoro in Pantarei sia un lavoro di gruppo, insomma, che abbia Sì, una grande esatto, è proprio rilevanza il lavorare assieme e quindi questo aiuta assieme. nelle difficoltà, nei momenti negativi, ma anche in Sì. quelli positivi. E se diciamo vi trovate in difficoltà, tu ti sei mai trovata in difficoltà e hai avuto bisogno di essere aiutata o magari hai aiutato qualcuno in difficoltà, cioè questa collaborazione, no? Non solo lavorativa ma anche interpersonale, credo sia proprio una caratteristica, insomma, di questa comunità. Tu ti sei trovata in difficoltà in più circostanze, hai avuto persone che ti hanno aiutato? Sì, Ci sono dei problemi di l'aiuto e audio. collaborare tra di noi è senz'altro una caratteristica. Non sento più. Sì, no, ci sono dei problemi di audio. Loriana? Sì? Loriana? Non ti abbiamo sentita, ti abbiamo persa. Ma forse l'abbiamo Stavamo persa parlando delle ancora. difficoltà. Sì, ma ancora Adesso mi fuori. sentite? Sì, ora sì. Adesso sì, sì, sì. Ti chiedevo appunto se tu ti sei trovata in difficoltà, in quali circostanze, se hai trovato un appoggio, hai potuto contare un appoggio non solo dei tuoi, diciamo, compagni d'avventura, ma anche da parte degli operatori, insomma. Sì, senz'altro la collaborazione tra di noi e l'aiuto e l'attenzione dei nostri responsabili e collaboratori è fondamentale nella nostra cooperativa. Anch'io all'inizio posso aver avuto delle difficoltà provenendo anch'io dal centro di salute mentale, magari non riuscivo a garantire tanta continuità nelle giornate lavorative, però sono sempre stata aiutata molto e con un lavoro di gruppo e l'aiuto dei nostri responsabili e collaboratori sono riuscita a crescere, a progredire fino ad oggi dove riesco a garantire un buon lavoro e una produttività che può andare bene. E che cosa è cambiato nella tua vita da quando hai un lavoro vero, come quello che hai in Pantarei, rispetto a una Sì, situazione precedente? Sì, direi che è cambiato moltissimo. Innanzitutto, come lavoro riesco adesso a prendere uno stipendio per cui anche a mantenermi. Io nel corso degli anni ho sempre lavorato in fabbriche, per cui ho l'esperienza della catena di montaggio, che senz'altro è un ambiente molto negativo, soprattutto per il soggetto svantaggiato. Infatti ho fatto dei periodi che non riuscivo più ad andare avanti col lavoro, a lavorare tutti i giorni dove lavoravo prima, mentre qui siamo molto più seguiti e c'è molta più collaborazione, per cui è cambiato moltissimo nella mia giornata lavorativa e anche personale. Io penso di aver esaurito le domande da rivolgere a Loriana, quindi passerei la parola ad Anna. Grazie. Grazie Rossella. Io farei la pausa, la prima pausa, e poi riprenderei con il dottor Alessandro Ricci per capire anche quali sono
diciamo, gli elementi, quali sono i motivi per cui lavorare fa bene alla salute e alla salute mentale. Grazie e facciamo una pausa.